Sono molto felice di essere qui presente oggi a promuovere questa iniziativa del Tiare Shopping per questa nuova edizione del Monopoli intitolato al Friuli Venezia Giulia. Sicuramente siamo molto contenti di essere qua a Dove Cormons in rappresentanza del Coglio, è parte di questo bel progetto e sarà all'interno del tabellone di questo Monopoli del Friuli Venezia Giulia, un bel progetto di promozione del territorio e quindi un ringraziamento al Tiare e a Promoturismo per aver reso possibile questo tipo di lancio che è sicuramente molto interessante e coinvolgente per tutti quelli che saranno quelli che godranno di questo bel gioco. Ringrazio Tiare Shopping e lo studio Sandrinelli per questa grandissima opportunità. Sono sindaco di Travesio. Travesio compare in questa edizione di Monopoli di Friuli Venezia Giulia con il suo borgo Toppo, che è inserito perché fa parte dei borghi più belli d'Italia. Quindi un gioco che darà l'opportunità di conoscere il nostro territorio sia all'interno della regione ma anche al di fuori, per cui tutto l'orgoglio di avere Muggia tra tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, che sono tantissimi, ovviamente qualcuno è stato escluso, però questa è veramente una cosa da portare avanti, da divulgare, soprattutto adesso sotto le feste, una bellissima idea per il prossimo Natale. Il Comune di Gorizia ha partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa perché ha colto l'unicità di questo progetto che intende valorizzare il territorio della regione. Abbiamo scoperto di essere stati inseriti anche con il progetto di Gorizia 2025 che vedrà coinvolte Gorizia e Nova Gorizia come capitali della cultura proprio nel 2025 ed è sicuramente uno strumento per promuovere a livello turistico tutto il territorio. Il Monopoli Friuli Venezia Giulia, chiaramente conoscete tutti il gioco del Monopoli, l'idea è nata per festeggiare i 10 anni del Tiare e quindi ringraziare proprio il nostro territorio, il Friuli, rendendogli omaggio, quindi facendo questo grande omaggio e dedicandolo a tutti i comuni che siamo riusciti ad inserire, perché il Friuli è bellissimo, il Friuli Venezia Giulia è bellissimo, però è ricco di borghi, ricco di città, ricco di tutto, che abbiamo dovuto un attimo decidere